Va ora in onda la rassegna stampa. Io te lo dico sempre, devi essere felice, Francesco, sii felice perché sei passato tra una goccia e l'altra. Non ti sei bagnato questa mattina per arrivare a Radio Libertà. Non succede a tutti e non succederà a tutti perché oggi sono ancora previste varie perturbazioni che picciu entrano di qua, escono di là e te la ritrovi nei posti più strani. Buongiorno da Sammy Varin, eccolo qua, il vostro speaker, conduttore, animatore. Cerchiamo di animarvi e di animarci in questa mattinata di lunedì 11 maggio 2026. Sono le 7:31, ci aspetta, rassegniamoci, una rassegna stampa favolosa, ragazzi. Ho tirato fuori delle cose Oggi sarò come un grillo, saltellerò tra un giornale e l'altro, senza penetrare troppo, ma non vi farò alcun male, ma vi segnalerò cose che probabilmente vi faranno anche arrabbiare. Sì. Sì, vi segnalo subito, ve lo dico subito, lo volete sapere subito. La prima intervista vera su un quotidiano vero è, che non è una bella cosa, al traditore. Sì, lo diciamo senza peli sulla lingua, non c'è da vergognarsi, insomma. Quante volte siamo stati traditi, Francesco? Quante volte tu sei stato tradito? Tu proprio le fai fuori quando ho capito niente. Vannacci oggi intervistato sul quotidiano La Verità, lo diciamo subito, via il dente, via il dolore, tra poco ve la leggo, ma c'è buona roba anche sul quotidiano La Stampa. Su Repubblica si parla di migranti, e quando si parla di migranti, lo sapete, io sono attratto proprio come la storia del miele e dell'orso, no? Va bene. Anche il tempo parla di migranti, ma parla anche di Putin che si gira e si rigira verso l'Europa. E poi se c'è il giornale, anche il giornale parla di scafisti premiati. A chi lo do il premio? A uno scafista. Non male, un menù veramente per cominciare la settimana. Vi ho pensato nel weekend, ho detto no, devo fare attenzione, il lunedì gli devo dare lo sprint giusto ai miei ascoltatori, e allora il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dai vostri messaggin. Ricordate che il bello di questa, tra virgolette, rassegna stampa, che avete ormai capito, è una vera e propria chiacchierata, vi metto sul tavolo gli argomenti, non voglio menarvi il torrone, l'ho detto giusto, torrone per tutta la mattina, ma potete dirmi quello che pensate? Siate sinceri, davvero, anche di questa rassegna stampa, in fondo. Ci conosciamo da tanti anni. Inviando un messaggio al 340 6709 659, solo WhatsApp, ma che ci danno la forza di cominciare bene, magari facendo un po' di polemiche, perché questa è storicamente anche la vecchia Radio Padania, radio delle polemiche, radio parolaccia, anche si diceva un tempo, sulla scia di Radio Radicale. Quindi 340 6709 659 per dirmi la vostra su qualunque argomento magari vi abbia fatto un po' saltare per aria nel weekend. Intanto vediamo le aperture dei siti. Il sito di Repubblica apre con l'antivirus, perché pensavamo fosse niente, adesso si stanno preoccupando. Ma sai che anche i ragazzi, ho incrociato ragazzi nel weekend giovani dell'età dei miei figli, ed erano preoccupati per l'antivirus. Quindi vuol dire che anche sui social c'è stata parecchia pubblicità di questa cosa. E il reportage, dice Repubblica, nelle Canarie blindate per la nave dell'antivirus, positivi un passeggero francese e un americano, e poi tutto il racconto. Il comandante disse non c'è rischio contagi, ecco tutti gli allarmi sottovalutati. E Repubblica mette in prima pagina, ora lo vediamo anche sul cartaceo, l'alert del Ministero per navi aerei, più controlli sugli arrivi dall'estero.
L'intervista con il medico che coordina i soccorsi, a bordo contatti inevitabili, c'è grande ansia e insomma non c'è da preoccuparsi, dice l'OMS, ma sappiamo che se lo dice l'OMS forse il contrario è che bisogna preoccuparsi. Scherzo, non è vero, non bisogna preoccuparsi, non stiamo adesso a fare le vignette, c'è qualcuno che ha fatto la vignetta, sapete, storica, è la cosa del Covid con i carri armati, sì, i blindati, no? I blindati, i camion militari carichi di bare, ma quante bare contenevano, ce lo siamo chiesto, che giravano per Bergamo, questi camion carichi di bare. Adesso la vignetta è ci sono le navicelle che girano per Bergamo cariche di bare. Umorismo nero, veramente, facciamo a meno fammi vedere il Corriere, vediamo un po' come apre il Corriere. La lettera di Teheran agli USA, stop alle bombe e Hormuz riaperto, e Trump che dice totalmente inaccettabile. Ma perché? Cos'è che non gli va bene? Stop alle bombe, Hormuz riaperto, e invece lui vorrebbe anche l'uranio, sai, sta gente che si arricchisce, l'uranio che si arricchisce, cos'è? Cioè, l'uranio diventa ricco. Il tycoon arriverà a Daxi a mani vuote, ma con molte richieste, così scrive il sito del Corriere della Sera, ma lo sapete bene, questi argomenti così quotidiani li sfioriamo appena, perché voglio fare una rassegna stampa diversa dagli altri canali, altrimenti non ci mettiamo neanche qua, non siamo alla pari delle grosse grasse radio con una redazione di decine di persone che ti prepara la rassegna stampa e lo speaker che poi sta lì solo a leggerla. Noi facciamo tutto in casa, roba buona, genuina, buone e naturali. Vado sulla Stampa così imparate. C'è un motivo se vi porto sulla Stampa, non sono diventato comunista, assolutamente no. Iran, USA, pace in frantumi. Vedete anche il brio che ci dà il quotidiano La Stampa per cominciare la settimana. Più stretto lo spiraglio dei negoziati, quindi non è proprio in frantumi, si restringe. Netanyahu, ci sono ancora siti di arricchimento dell'uranio, la guerra continua. Netanyahu chiaramente fa il simpaticone della situazione, poi qualcuno si lamenta, dice odiamo gli ebrei, non è giusto, e qui cioè, sai com'è, così sì, un pochino qualcuno in più che ti odia ce lo avrai. No di Teheran al piano americano, sarebbe una resa, ok? L'ira di Trump inaccettabile, e la frase finiranno di ridere, che è una frase che ogni bambino ha detto nella propria vita infantile a un altro bambino: finirai di ridere. Com'è che era? Ride bene chi ride ultimo, eh? E Trump che dice all'Iran che adesso loro finiranno di ridere. L'Iran risponde a Donald Trump e dice no al piano di pace americano in 14 punti per chiudere il conflitto. Non ci sottomettiamo, sarebbe una resa. La rabbia del presidente USA. Chiaramente ora siamo tutti qui a capire se ricominceranno a bombardare o ci saranno altre sorprese. Ripeto, siccome quello che c'è scritto sulla Stampa, che poi comunque è uno dei giornali che chiude più tardi, verrà sicuramente smentito o cambiato completamente, riscritto in questi minuti, non sto neanche lì a andare a fondo della situazione. Io vi leggo gli aggiornamenti in tempo reale dalle agenzie e direi che ci va bene così, perché di stampa ce n'è tanta sul quotidiano La Stampa, e c'è naturalmente la paura dell'antivirus con Antonella Viola, che di spalla ci scrive proprio così: perché la paura antivirus ci serve a capire i veri rischi globali, e quindi ci mette una fifa della miseria. Negli ultimi giorni il focolaio di antivirus identificato a bordo della nave Ondius ha riacceso paure che riportano alla memoria la pandemia da Covid-19. È comprensibile, si parla di un virus potenzialmente letale, di casi internazionali,
di tracciamenti, di decessi e soprattutto si parla del virus Andes e insomma ci mette una fifa della miseria questo articolo, vi sconsiglio di leggerlo. Sempre sul quotidiano La Stampa, uno dei motivi per cui voglio partire da questo, ci sono le ronde nere, le indagini sulle ronde nere contro i clochard, ok? Ma parallelamente c'è anche un'intervistina carina carina che voglio assolutamente leggervi in centro pagina, però sicuramente l'argomento del giorno che vi affascinerà è Julie cancel culture. Caso Regeni, il ministro licenzia 2 big dello staff. Tensione con Fratelli d'Italia, vuole farsi cacciare. Ancora una volta, e questa volta con il caso Regeni, sappiamo che insomma Regeni è caro questo personaggio che ne ha subite di tutti i colori alla sinistra, in qualunque comune c'è scritto ancora lo striscione verità per Giulio Regeni, se non l'avete visto siete proprio cecati, chi tocca Regeni muore, chiaramente con tutto rispetto per quello che gli è successo. I fondi per questo film non sono stati elargiti o sono stati elargiti male e insomma sta cosa Giulia non poteva assolutamente perdonarla e qualche testa è caduta. Che cosa è successo? Posso dirvi la solita frase, che forse è una questione di caratura dei personaggi che certi partiti portano al governo. Questo è il mio parere personale, signori, non dico che non siano capaci di lavorare, ma che forse magari un po' più di esperienza prima di metterli in posizioni così pericolose, perché quando si parla di cultura, ragazzi, la cultura è di sinistra. Se ci metti un ministro che non ha la tessera del PD, quello va sotto la lente di ingrandimento giorno e notte. Giro la pagina, entriamo all'interno del quotidiano La Stampa, pericolosamente all'interno del quotidiano La Stampa, e vediamo l'argomento che non fotte nulla a nessuno, ma che comincia un attimino a impensierire, quello della legge elettorale. Fratelli d'Italia pronta a concessioni. Forza Italia dice dubbi di incostituzionalità. L'ipotesi di ridurre il premio di maggioranza. All'opposizione almeno il 40% dei seggi. Scrive, è un retroscena, Federico Capurso, vi leggo qualche riga, che il centrosinistra non voglia sedersi al tavolo per discutere la nuova legge elettorale ormai è chiaro anche agli uomini di Giorgia Meloni, irricevibile, taglia corto la segretaria del PD Schlein. E a questo punto dentro Fratelli d'Italia si inizia a pensare di avere commesso un errore politico in partenza, come ammette uno dei big del partito, perché il testo dello Stabilicum, si chiamerebbe così, quello nuovo della legge elettorale nuova, spiega alle opposizioni va già bene così, non hanno alcun interesse a dialogare con noi per modificarlo, gli conviene di più tenersi le mani libere per attaccarci. Il confronto dunque resterà tutto interno al centrodestra, con Forza Italia che continua a porre dubbi agli alleati, ci sono almeno 2 temi, fanno sapere, oltre a problemi più politici, a rischio incostituzionalità. Se ne parlerà questa settimana, quando dopo aver coordinato gli agenti si terrà il vertice voluto da Meloni con i leader alleati e con Calderoli per la Lega, Donzelli per Fratelli d'Italia. Saranno loro a dover fronteggiare i crucci dei forzisti che riguardano soprattutto il premio di maggioranza, perché, sentite qua, in caso di sconfitta alle prossime elezioni, questo Stabilicum massacrerebbe il nostro gruppo parlamentare, quello di Forza Italia, ma anche quello della Lega, spiega un deputato di peso. E qua mi fermo chiedendo: ma che state combinando? Che state a fare? Glielo chiediamo a quelli del centrodestra. No, tanto per, visto che la sinistra lascia fare a loro, che non combinino un pasticcio
tanto per cioè non è che deve servire solo a Fratelli d'Italia, deve servire solo a Fratelli di no, siamo sulla Stampa, cosa pensate? In taglio basso lo amiamo Stefano Bonaccini, che è uno dei pochi ancora intelligenti all'interno del PD. Beh, a parte che ogni volta che parla si chiede perché non mi capite, chiede all'interlocutore ma io parlo l'italiano, questa cosa un po' del maestrino ci ha decisamente rotto. A Bonaccini è che se sei sempre in collegamento a volte salta un attimo l'audio, si ferma, capisci? Oppure siamo noi che non capiamo, come non abbiamo capito ancora, ci chiediamo cosa abbia detto Giannini quando ha parlato male di chi siede purtroppo su una sedia a rotelle. Alla fine siamo noi gli ignoranti che non abbiamo capito ciò che il giornalista Giannini diceva. Ma è pazzesca come si gira e si rigira la frittata, che a quest'ora del mattino lo so che qualcuno la frittatina se la fa. Buongiorno, buongiorno, stanno apparendo i whatsappini al 340 6709 659. Allora sappiate che sulla Stampa c'è l'intervista con Stefano Bonaccini. Meloni tenta il colpo di mano perché ormai è disperata. Se non capite questo, ragazzi, Bonaccini è stato chiaro, non è che adesso lui parla l'italiano, parla bene, perché non lo capite? L'europarlamentare Dem, sai che lo hanno sbattuto in Europa, quando si devono disfare di qualcuno, come un frisbee lo lanci in Europa. Non le è bastato lo schiaffo del referendum, perché sono stati quelli di sinistra a dare lo schiaffo alla destra col referendum. È surreale parlare di riforma del voto nel momento in cui il paese è in crisi. Dobbiamo pensare ad altro, dice. Pensate ad altro così noi vinciamo. Chiaro che visto che la sinistra pare che si sia riuscita a rimettere insieme, almeno in vista delle elezioni, insomma tra un annetto qualcosa succederà, a volte escono sondaggi che dicono che la sinistra possa vincere le elezioni. Il problema è che se non si mette a posto la legge elettorale non ci sarà nessuno che governerà e sarà un casino, capisci? È per quello che si cerca di mettere a posto la legge elettorale. Poi io posso anche capire, c'è un minimo interesse al futuro, è bello pensare al futuro, e dobbiamo pensare che il Parlamento, quello che si eleggerà tra un annetto, sarà quello che dovrà scegliere il Presidente della Repubblica. E anche qui, ieri ho fatto un sondaggio, ogni tanto mi capita di cenare con parenti, amici, eccetera. Allora, a un certo punto, lo sapete come fa Sammy Varin, mi alzo e faccio il comizietto, e lì iniziano le facce, ci sono quelli che iniziano a fare i versi. Dico, dove pensate di andare? Scusa, stiamo finendo il pranzo, eccetera, comizio di Sammy Varin, e inizio a girare intorno al tavolo, no? Come dovrebbe fare il sacerdote durante l'omelia. Io sono uno di quelli che a messa ho visto gente ancora adesso che si addormenta, che tira fuori il telefonino. Il sacerdote deve scendere dal pulpito e passeggiare intorno ai fedeli, magari toccandogli la mano per vedere se sono ancora vivi e svegliandoli un attimo, guardandoli negli occhi mentre fa l'omelia. Questo è il sacerdote che deve trasmettere quel collegamento umano-divino, divino-umano, umano-divino, divino-umano che ci deve essere, perché altrimenti che cazzo di sacerdote è se non ci collega col divino? E invece lui rimane lì sul pulpito, parla, a volte dice cose assolutamente incomprensibili, è logico, e poi alla fine a messa non ci va più nessuno. Se poi inizia a dire che dobbiamo aiutare gli immigrati, si svuota la chiesa. Bene, tutto questo per dire cosa? Non me ne ricordo più. Vabbè, ho fatto una divagazione, faccio ogni tanto i miei comizi, e addirittura ieri siamo arrivati a mettere dei nomi sul tavolo. Cioè, mangiando con parenti e amici, abbiamo messo sul tavolo nomi per un possibile Presidente della Repubblica, perché il Parlamento che eleggiamo tra un anno potrebbe darci un Presidente diverso, grande come l'universo, un Presidente che non sia, magari, sarebbe fantastico,
comunista, Ma che sogno! Ditemelo voi se non vi siete sognati questa notte, o magari una delle scorse notti, un presidente della Repubblica che non fosse comunista. Saggio, è chiaro che un presidente deve essere saggio, magari un pochettino alla Cossiga ultima maniera, no? È un po' che rompa un po' le balle. No, dici, no, non capita più un altro Cossiga picconatore. Vabbè, comunque sapete che nome è saltato fuori, e visto che ci trovavamo a Bologna, tu dici Romano Prodi, no, Prodi lo considerano anche loro bollito e strabollito. Uey! È venuto fuori Casini, signori, e io ve lo metto lì sul tavolo della colazione tra una notizia e l'altra. Pensate che Casini potrebbe piacere. Eravamo a Bologna ieri a fare questi discorsi intelligenti, il mio comizietto l'ho fatto intorno a un tavolone in mezzo ai comunisti, e ragazzi, Casini piace. Sarà che è stato eletto tra gli indipendenti all'interno del PD, ma Casini faceva parte della coalizione di centrodestra. Diciamo che è considerato un furbacchione che comunque piace a tutti, belli e brutti, comunisti e non comunisti. E Casini come prossimo presidente della Repubblica, ragazzi, dal sondaggio che ho fatto alla tavola comunista ieri a Bologna, potrebbe essere un buon presidente della Repubblica. Ditemi il vostro pensiero, ce l'ho bisogno, vi prego. 340 6709 659. Abbiamo parlato anche di Bonaccini, chiaramente. E Bonaccini invece, anche perché, ripeto, poi ogni volta che fa qualche inaugurazione, eccetera, direbbe cose che noi non capiamo e ce lo rinfaccerebbe. Dice, ma io parlo l'italiano? No, presidente, non riusciamo a capirla. Fatto sta, insomma, nessuna euforia dopo il referendum, è ora di rimboccarsi le maniche. Decideremo insieme se fare le primarie, ma prima viene il progetto. Oggi Bonaccini, intervistato dal quotidiano La Stampa, i Catto Dem fuori dal PD, no, sono parte essenziale del partito, ma margherite di esse sono ricette del passato. Quindi godetevi sulla Stampa l'intervista con Stefano Bonaccini, che ripeto è uno dei meno peggio, ci mancherebbe altro, lo amiamo. Giro di nuovo la pagina, attenzione, La Stampa si fa interessante, naturalmente per modo di dire, nel senso che se interessa porta una sfiga della miseria. Bisogna leggere questo articolo facendo assolutamente picciu autoerotismo, toccando l'argenteria e tutto il resto. Accise, sconti agli sgoccioli. Ah, che bello cominciare una settimana con La Stampa che ti dice che il governo non ha più fondi per i bonus. Avete visto il gasolio che ricomincia ad aumentare? Però è una bella rivincita, ragazzi. Voi che usate il gasolio per lavorare, e adesso costa meno della benzina. Non è male, avete sofferto per mesi e mesi, adesso sono quelli della benzina che soffrono. Fatto sta, signori, lo dice La Stampa, il governo non ha più fondi per i bonus contro il caro energia. Se entro giugno l'Unione Europea non concederà una deroga sui conti, sentite qua, è un retroscena, ma i retroscena della Stampa sono tutti veri, Meloni chiederà subito al Parlamento di sforare il deficit al 3%. Applauso Varignano, e retroscena oggi ne parla solo il quotidiano La Stampa con Alessandro Barbera, che parla chiaramente dell'impatto economico. 2.270 euro a famiglia è l'impatto economico all'anno stimato dal Fondo Monetario a causa della guerra in Iran, che uno dice, ma possibile che quando è scoppiata questa cosa contro l'Iran, che ci sono i buoni motivi, cioè vi ricordate Trump che diceva alla popolazione ribellatevi, è arrivato il momento, eccetera eccetera, e tutti noi, non dico che eravamo contenti, perché quando scoppia una guerra non si è mai contento, però visto i diritti umani e tutto quello che succede da sempre in Iran,
Ma quando sono arrivati e si è Ayatollah sta gentaglia, e insomma diciamo, beh, forse se lo meritano, ci vuole un cambiamento, ma a nessuno è venuto in mente che questi come prima cosa avrebbero chiuso lo stretto di Hormuz. Cioè, li abbiamo pensati proprio dei deficienti, dei baluba. E invece si sono evoluti questi baluba senza che noi lo sapessimo. Vabbè, comunque è 2.270 euro a famiglia è l'impatto economico per un anno a causa della guerra in Iran per ogni famiglia. Il 22 maggio, oggi è l'11, termina la proroga dello sconto sulle accise previsto dal governo contro il caro energia. Il 30 maggio scade il credito d'imposta per voi autotrasportatori. Anche la Casa Bianca è pronta a tagliare le tasse sui carburanti. Fatto sta, nei palazzi della politica, scrive Alessandro Barbera, solo sul quotidiano La Stampa, che è quella che porta più sfiga, ma d'altronde è un retroscena che prima o poi dobbiamo capire, nei palazzi della politica tutti se lo chiedono, nessuno ha la risposta. Il blocco dello stretto di Hormuz finirà? E chiaramente lo chiedo a voi, perché tra i miei ascoltatori ci sono anche cartomanti e persone che leggono il futuro nei fondi del caffè, e chiaramente ci sono le astrologhe, la nostra Deborah Bellotti, è quasi ora di richiamarla, la signora delle stelle ci deve aiutare, aiutami Deborah! Secondo voi ce la faremo a far riaprire questo stretto di Hormuz? Andremo in vacanza oppure no? Attenzione, oggi qualche quotidiano dice che alla fin fine si ha un po' di paura, ma se sei coraggioso risparmi di brutto. Ad esempio, prenotare una vacanza in Egitto, ma non costa un cazzo, ma quasi ti pagano loro, ti giuro. Cioè, conviene, ragazzi, andare in Egitto, prenotate le vacanze in Egitto, poi può capitare che la vacanza non esista, non ci sia più, ma ti ridanno i soldi. Ma ti ridanno i soldi? Non sempre. Ed è inutile che comunque fai l'assicurazione. Adesso tutti, io ho fatto l'assicurazione. Perché? Perché se non c'è più kerosene non è coperta questa cosa. In caso di guerre, no, controlla bene. È meglio che controlli. Fatto sta, finirà il blocco allo stretto di Hormuz. Allo stesso tempo circola una certezza: anche se accadesse in tempi rapidi, cioè che si sgorga Hormuz, le conseguenze peseranno sull'economia mondiale almeno per 6 mesi. 6 mesi senza vacanze! E a pagarne il prezzo saranno soprattutto i consumatori. Ok, perfetto, basta così, possiamo girare pagina per dirvi, insomma, compri La Stampa e poi muori di paura, certo, perché vi sto tralasciando tutta la menata dei vari virus, antivirus, super virus, extra virus, figa virus, eccetera, per portarvi a pagina 17 quando arrivano le ronde nere. Ronde nere, c'era mica la canzone. L'ultima aggressione ai danni di stranieri e di clochard a Roma. La Digos indaga sull'aumento dei pestaggi organizzati da gruppi di estrema destra nella capitale, a Bologna, a Milano, ragazzi. Cioè, La Stampa 17, pagina 17, si occupa solo dei pestaggi delle ronde nere. Non sono i neri che ci pestano a noi, sono le ronde nere fasciste, capito? Questa cosa vi era sfuggita. Ma se non lo faccio io, chi lo deve fare? Intriso di ideologia sulla supremazia della razza, remigrazione a Fini, uno degli adolescenti che a Roma hanno aggredito stranieri e clochard osserva il padre, ripete quasi stupito dalla perquisizione della polizia: se non ci penso io, chi? Come in Arancia Meccanica, insieme a 2 suoi amici vicini a gruppi di estrema destra, la notte del 7 febbraio ha assalito 5 persone che dormivano o passavano in zona Stazione Termini a Roma, senza tetto, immigrati che agli occhi dei 3 ragazzini 17, 19 e 20 anni apparivano come inferiori, indesiderati, da spazzare via. Una caccia all'uomo, così è scritto negli atti, come a Catanzaro, Milano, Bologna, Verona. L'identikit è lo stesso da Verona a Catanzaro, studenti di giorno
e picchiatori di notte, signori, le cosiddette ronde nere. In taglio basso, il senatore Andrea Ostellari della Lega, intervistato oggi sul quotidiano La Stampa. Il motivo per cui vi ho portato faticosamente fin qui, ve la leggo tra poco? Restate lì che arrivo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un assaggino della buona musica indipendente che Sammy Varin su Radio Libertà vi offre ogni mezz'ora, solo artisti sconosciuti ma buoni e naturali, come Andrea Calabrò con questa Sunrise. Calabrò fonde musica classica, melodie moderne ed elementi jazz. Formato presso il Conservatorio di Milano, trovate il suo canale YouTube scrivendo Andrea Calabrò piano. Ed è una bellissima colonna sonora. Se siete in casa che fate un po' di pulizie, mettete un po' d'ordine, eccetera, roba buona che fa bene alla salute. Buongiorno da Sammy Varin. Cosa si muove tra i vostri WhatsAppin? Vediamo un po'. Ciao Sammy, ti posso dire una cosa? Questi ragazzi delle ronde hanno capito tutto e solo loro ci possono salvare duri contro duri, ci scrive Enzo, che si è svegliato di buon umore questa mattina. Chiediamo le dimissioni del ministro Giuli, la Biennale sta diventando una pagliacciata, l'arte e lo sport riavvicinano i popoli, Giuli si avvicina a quell'Europa che ama tanto i terroristi di una certa parte, ci scrive Antonia. Quando la Meloni riferirà in Parlamento sulla questione antivirus? Non l'hanno ancora chiesto i pentadementi, scherza naturalmente Marco da Milano, è vero però, non l'hanno ancora chiesto, sono dimenticati nel weekend ma oggi lo chiedono. Vedrai che con la questione ronde nere si arriverà a dare la colpa a Salvini. È vero? Sicuramente si arriva lì, compratevi La Stampa e lo scoprirete. C'è Carlo che mi spedisce un audio, la prima volta che me lo fa, se sono riuscito a smuoverlo vuol dire che ha qualcosa di importante da dirmi. Ho quasi paura a schiacciare questo bottone. Lo schiaccio? Vado. Ciao Sammy, Uè. secondo me la definizione migliore di Casini la diede il buon Umberto Bossi quando lo definì il Caronin Luratori.
Ciao, buona giornata. Bellissima, bellissima, bravo Carlo, è vero. Però, sai, è arrivato forse il suo momento, anche perché spesso viene intervistato e mette d'accordo tutti quando parla, per cui contando che c'è penuria, non peluria, penuria di Presidente della Repubblica, voi avreste in mente un Presidente della Repubblica? Fatemi il nome 340 6709 659 e effettivamente questo Casini uscito da una tavolata a pranzo a Bologna ieri con Sammy Varin che faceva il suo comizietto, tu dici ma eri a Bologna, a Bologna se non tiravi fuori Prodi tiravi fuori Casini, chi altro c'è a Bologna? Bonaccini ad esempio. Vabbè, vado avanti. Buongiorno, solito panegirico stamattina, diciamo qualcosa di libero, questo si lamenta, e sentirti parlare di tradimento mi evoca l'immagine di un bue che dice cornuto all'asino. Io sono preoccupato per l'idiovirus ricorrente. Idioti pronti, mettetevi a 90 gradi, bravi, bene. I nostri amici complottisti sono sempre all'ascolto e noi li amiamo. Ottima la scelta di Salvini di partecipare all'inaugurazione della Biennale di Venezia, così ha dimostrato di non essere succube della gang di Bruxelles e della testarda Melona. Molto bene, ci scrive Gio da Venezia. Assolutamente sì, ma adesso ci arriviamo, tranquilli. Mi rituffo sul quotidiano La Stampa solo perché c'è il senatore Andrea Ostellari della Lega a proposito di queste ronde cattive, ronde nere, cioè adesso lo diciamo al di là, siamo sulla Stampa, era logico che per la Stampa le ronde sono solo nere, ma c'è stato un momento in cui anche contro tutti questi Maranza la gente ha cominciato a ribellarsi e qualcuno andava in giro a menarli, che ti viene anche un po' spontaneo. Il problema, bisogna essere molto coraggiosi, perché sai, adesso si tira fuori il coltello. A Napoli sono più progrediti, hanno la pistola e ogni tanto fanno quelle corse tutte sparacchiando, eccetera. È eccitante far vedere il tuo dominio su quella zona. Qui a Milano siamo in piena giungla, e la giungla è stata portata dai figli del barcone, e quindi hanno insegnato anche ai nostri figli a usare il coltello o magari un macetino da tasca. Fatto sta, signori, le regole vanno rispettate, il carcere serve a educare i giovani. Dice oggi Andrea Ostellari sulla Stampa, estremismi dannosi. La politica ritrovi la responsabilità. E su questo devo dire sono d'accordo, gli estremismi sono sempre dannosi. Il problema è che secondo la Stampa noi dovremmo star lì ad aspettare che arrivi un Maranza ad accoltellarci o che chiaramente ne succedano anche di peggio, perché se non ti accoltellano ti violentano la figlia, tua figlia rimane così per tutta la vita. Il prossimo gli continua a fare paura per tutta la vita. Il senatore leghista Andrea Ostellari, scrive la Stampa, sottosegretario al Ministero della Giustizia, ne è convinto. I ragazzi devono essere al centro dell'agenda politica. Insomma, prima i giovani. Decreto Caivano, decreto sicurezza, la lista delle nuove norme è lunga, eppure i dati sulla violenza giovanile restano allarmanti. L'approccio repressivo ha fallito, chiede naturalmente la Stampa ad Ostellari. Non semplifichiamo, c'è la questione repressiva e quella di prevenzione ed educativa. Per combattere la violenza giovanile stiamo agendo su 3 direttrici: creare spazi di aggregazione sani al di là della strada, dove i giovani spesso si uniscono in bande e il punto di riferimento diventa il bullo. A quali spazi ci si riferisce? Alla scuola, che come già previsto dal ministro Valditara prolunga l'apertura pomeridiana, e agli investimenti sulle associazioni sportive, perché possano accogliere anche i ragazzi delle famiglie che oggi non riescono a sostenere i costi di iscrizione. E anche questo è un lato da tenere presente. Con i decreti però aumentano i reati e si inaspriscono le pene. Una contraddizione? Risponde Ostellari sulla Stampa. È la violenza che sta aumentando esponenzialmente. Per questo siamo intervenuti con i decreti che introducono anche strumenti di prevenzione. L'Italia è il primo paese ad aver applicato l'ammonimento, che abbiamo esteso anche ai reati spia per gli adolescenti tra i 12 e i 14 anni, con il coinvolgimento delle famiglie. Su questo tema la Lega si è battuta con convinzione.
prevenzione. Ammonire per educare, gli chiede la stampa, per impedire che il danno diventi maggiore. Ci sono azioni da reprimere, altre che possono essere intercettate, anticipate. Sui giovani bisogna ragionare a 360 gradi. Il carcere come ultima ratio, scrive la stampa, eppure con i decreti gli arresti sono destinati a lievitare. C'è un'esigenza molto precisa, dice Ostellari, che è quella di tutelare i ragazzi, toglierli dalla strada e dalle mani di quei criminali che li utilizzano per commettere reati. Questo dipartimento minorile stiamo investendo molto. Abbiamo realizzato 3 nuovi istituti penitenziari finalmente moderni. Più carceri non è sinonimo di politiche esclusivamente repressive, insiste la stampa. Allora, ci lamentiamo che stanno stretti, che stanno male, e ci lamentiamo pure se costruiamo nuove carceri. Mai una gioia. Assolutamente no, risponde Ostellari. Stiamo realizzando istituti che non sono solo spazi di reclusione, ma luoghi di educazione, riabilitazione. Sono stati avviati programmi di cinema, teatro, iniziative per imparare un mestiere, e in Lombardia abbiamo già aperto 2 comunità socioterapeutiche per i giovani che hanno dipendenze, e stiamo lavorando per farlo anche nelle altre regioni. L'età dei ragazzi che delinquono è sempre più bassa. Perché? Chiede la stampa Ostellari. Questi ragazzi violenti sono privi di buoni esempi, a partire dalla famiglia. Mancano di conoscenza, di curiosità. Molti di loro non conoscono neanche gli eventi tragici della nostra storia, come gli anni di piombo e le Brigate Rosse. Non hanno punti di riferimento. Qua mi fermo, ma avete capito la falsariga di questa intervista, che è comunque interessante, perché alla fin fine siamo sempre qui a fare i conti con i nostri ragazzi e con quello che fanno quando purtroppo noi non siamo lì a vederli. Giro la pagina, immancabile chiaramente anche sulla stampa l'allarme antivirus. Sbarcano i passeggeri, un francese ricoverato, tutti a casa, i 90 croceristi sui 147 rimasti della nave colpita da contagio. La Ondius andrà a Rotterdam, a bordo il corpo del paziente zero. L'intervista è un retroscena, esami del sangue, mascherina, 0 contatti, non è un'intervista, è un retroscena, la vita in quarantena dei 4 italiani che erano venuti a contatto in aereo con la moglie del primo contagiato, che poi è morta. Fatto sta che adesso sono arrivati da noi, il più prodigo di particolare tra i 4 pazienti italiani sotto osservazione è Federico Amaretti, 25 anni, marittimo di Villa San Giovanni in Calabria, che ha spiegato a giornali TV e siti web in cosa consiste l'isolamento per il rischio di contagio da antivirus. E qui naturalmente ci sembra di rivivere i tempi del Covid, ed è il motivo anche per cui c'è una certa preoccupazione, soprattutto tra i giovani, ti dico, che sono quelli, giustamente diceva prima Francesco, che sono forse rimasti più colpiti psicologicamente da quei mesi, anzi da quegli anni, alla fine sono stati anni di chiusura per Covid, che uno dice: ma che quale chiusura? Tanto questi erano già perennemente attaccati al loro telefonino, eccetera. Che cos'è cambiato? E a quanto pare questa cosa ha influito comunque anche sulla loro vita e ha peggiorato quella dipendenza dal telefonino e quella problematica nell'affrontare de visu la gente. Giro la pagina, siamo sempre sul quotidiano La Stampa, perché chiaramente si continua a parlare di questa cosa. La sfida non è gestire i focolai, si deve lavorare per prevenirli. L'antropizzazione e lo sfruttamento dell'ambiente ci espongono a rischi. 2 errori da evitare: sottovalutare la situazione o annunciare pandemia. Questo virus muta, allegria, ma non esiste alcuna evidenza che divenga più pericolosa, quindi non preoccupiamoci. È chiaro che l'errore che è stato fatto sulla nave è probabilmente quello di avere sottovalutato il problema. Rimaniamo sul quotidiano La Stampa. È incredibile, ma oggi La Stampa attira la nostra attenzione, perché a pagina 20 della Stampa si parla dell'intelligenza artificiale, che ormai, avete capito, la mia voce adesso sono io
sto bussando sul microfono, sono vero, ma sapete benissimo che potrebbe tranquillamente parlare l'intelligenza artificiale utilizzando la mia voce, campionando la voce di Sammy Varin, e probabilmente non ve ne accorgereste. Il Sammy Varin è difficile effettivamente da campionare. Voglio metterla alla prova un giorno l'intelligenza artificiale, deve riuscire a fare anche i miei versi, tipo tu dici che è capace di fare questo? Secondo me no, non sei capace, intelligenza artificiale, non sei capace. Stavo dicendo, a pagina 20 del quotidiano La Stampa, Natania Zevi commenta e scrive questo articolo interessante: l'intelligenza artificiale rimpiazzerà anche la compagnia degli animali domestici. Se l'AI, l'intelligenza artificiale, è il nuovo cane. Si chiama così l'articolo che c'è oggi sulla Stampa. Perché l'intelligenza artificiale potrebbe rimpiazzare la compagnia degli animali domestici? Perché non sporca, non invecchia, ma finirà per lasciarci da soli. Interessantissimo questo articolo, e che ci fa capire tante cose, sì, e come stiamo diventando schiavi di questa intelligenza artificiale. Dite la verità, ve la siete comprata anche voi Alexa, anche soltanto per farvi ascoltare la canzone, eccetera. La tecnologia è programmata per fare ciò che noi chiediamo agli esseri viventi, starci accanto senza complicarci troppo la vita. Anzi, l'intelligenza artificiale ci deve accontentare in tutto e per tutto, ok? Fa quello che noi vogliamo. Le creature vere, però, creano legami autentici. Un vicino di casa, un bambino, un anziano sono minuscole crepe nella solitudine. Interessante, signori, ci porta chiaramente lunedì della Stampa è drammatico, ci porta a pensare che cosa mai succederà in futuro. Vuoi dire che al posto di prenderci un cane o un gatto faremo a meno? Dice, non devo neanche dargli da mangiare, pulire la sabbietta sporca di cacca, meglio di così? Non lo so. Massimo Doris, intervistato a pagina 23 del quotidiano La Stampa. L'AD di Mediolanum dice: bene aver venduto la quota di Mediobanca, ecco perché le fusioni ci avvantaggiano, la concorrenza è una spinta a crescere, il risico non abbiamo in programma acquisizioni. Il governo sta facendo bene, lo spread basso è fondamentale per la stabilità del nostro paese, MPS e Commerce sono partite ancora aperte, di certo non mancheranno i colpi di scena. La lezione più importante che ho ricevuto da mio padre è l'ottimismo. Davanti a un problema c'è una soluzione. Massimo Doris, intervistato quest'oggi dal quotidiano La Stampa. C'è ancora una cosa che devo dirvi, sì, è vero. E te l'ho detto, oggi La Stampa è piena di positività, pagina 25. Poi vi prometto che dopo vi leggo l'intervista di Vannacci, così almeno è il massimo, no? Mi mandate a quel paese, però è quello che trapela oggi dai quotidiani. È lunedì e c'è una sfiga malefica sui quotidiani. Sentite qui a pagina 25, l'economia del lunedì, la chiama La Stampa. Soia, grano e caffè, l'onda dei rincari. E vai! Impennata delle materie prime agricole, pesano Hormuz, la crisi climatica, scoppia la Didi lì, dice la frase che ci piace tanto: tempesta perfetta. Il rincaro degli ultimi mesi del prezzo del petrolio sta attivando anche nei cambi. Insieme al greggio aumentato per l'effetto della crisi in Iran e della chiusura dello stretto di Hormuz, sono infatti tornati a salire anche i costi dei fertilizzanti, oltre a quelli dei trasporti, dell'energia agricola. Il timore concreto è che presto la fiammata di rialzi investirà anche materie prime come mais, grano, soia, un effetto a catena che finirà per pesare sulle tasche della famiglia. Insomma, non c'è soltanto il petrolio. Su semine raccolti atteso anche il fenomeno meteorologico chiamato El Niño. Che cazzo, pure il Niño arriva, che quest'anno ho osservato con attenzione speciale perché è previsto molto più intenso del solito, tanto da essere ribattezzato Super El Niño. Si mette il mantello.
Va bene, ok. A Torino, un taglio basso, la borsa dei fertilizzanti dice prezzi più alti fino all'84%. Mi tocco i capelli per strapparmeli, ma non ce li ho perché il petrolio pesa 3 volte. Effetto Iran sui concimi, dal trasporto, la produzione, la zavorra del greggio. Insomma, veramente oggi il detto compri la stampa e poi muori è più vero che mai. Giro la pagina, ma stiamo scherzando, lo sapete, il Sammy Varin vi fa una rassegna stampa come nessuno osa farvela, anche se nuotiamo nella cacca, ma ormai siamo bravi a nuotarci. Alle 8:20 vado sul quotidiano La Verità, che apre, devo dire, con un titolo che sinceramente io avrei evitato perché ormai cominciamo ad averne piena le scatole, però giustamente adesso saltano fuori cose che non tornano. Sull'omicidio di Garlasco, ombre sulla giustizia, scrive il quotidiano di Belpietro. Sul delitto di Chiara Poggi ogni giorno emergono fatti che fanno venire un dubbio, ma guarda, è un'indagine fatta male o c'è del dolo? In effetti l'articolo si intitola Garlasco, tutto quello che non torna, i contatti tra Sempio e la polizia, le accuse di corruzione all'ex procuratore o il tentativo di fermare l'inchiesta bis è inquietante. Se siete anche voi inquietati di questo, oggi ne parla approfonditamente il quotidiano La Verità con Maurizio Belpietro. In centropagina però c'è lui, Giuli, che ha azzerato lo staff del ministero. Il Quirinale ne sa qualcosa? Si chiede Gianluigi Paragone. Tan, ta, da, da. Il gas di Putin è sempre lì, l'Unione Europea si finge sorda. Questo è interessante, il Cremlino apre alle trattative. Davanti all'enorme crisi energetica attuale, la logica vorrebbe una risposta pronta che però non arriva. Prosegue la trattativa Iran-Trump su Hormuz, ma Washington punta sull'uranio. Carlo Cambi e Stefano Piazza, malgrado la crisi energetica in corso, Bruxelles non risponde all'apertura di Putin sulle trattative e alla richiesta di Schröder come mediatore. L'unica replica arriva da Berlino. Spesso Mosca fa offerte false. Intanto l'Iran risponde al piano degli USA, ma avvisa non ci piegheremo. Trump e Netanyahu puntano all'uranio della Repubblica Islamica. Siamo qui sul quotidiano La Verità. Tra le segnalazioni, la cartolina di Mario Giordano la indica, fa come destinatario, la indirizza a Zaia. Sacro Luca Zaia. Stiamo cominciando a capire cosa c'è sotto il fatto che si siano visti segretamente lui e la Marina Berlusconi. Sta scrivendo un libro. Caro Zaia, il suo libro spaccherà la coalizione? Si chiede Mario Giordano. Come vedete, La Verità oggi sarebbe veramente da comprare. Chiaramente non mancano gli argomenti che fanno arrabbiare. Ieri era la festa della mamma, ancora un abbraccio a tutte le mamme, quelle che ci sono e quelle che purtroppo non ci sono più, ma sono sicuro che si sono attrezzate per ascoltarci anche da lassù. La famiglia del Bosco, la festa triste di mamma Caterine, ma soprattutto Silvana De Mari nel suo scritto a Manente, l'ombra della lobby gay si allunga sul meccanismo degli affidi. Abbiamo sempre sospettato, ok? Entro sulla Verità e mi ritrovo qua. Ti dico, sono stato un po' indeciso, poi ho detto no, glielo leggo. È la prima vera intervista sui giornali che leggiamo, che prendiamo in considerazione al traditore generale Vannacci. Io lo chiamo traditore in senso buono, buono per lui, lo stiamo pagando tutti noi che lo abbiamo votato e ci abbiamo creduto, ha detto fidatevi di me, ci ha dato la sua parola, eccetera. È chiaro che io immagino che se qualcuno di voi, e ne conosco di gente insomma che adesso è con Vannacci, gli dà la mano, la frase che gli dici è ma
Generale, ma c'è da fidarsi questa volta? E questa sarebbe la frasettina che il Sammy Varin gli direbbe, visto che da noi è venuto per ore e ore a Pontida la scorsa estate nel nostro stand, quello di Radio Libertà, ci ha fatto gli autografi, ai gadget, eccetera, e poi ce l'ha messo in quel posto politicamente parlando. Chiaro che noi parliamo così perché ne siamo ancora innamorati, come ogni bella fidanzata che ti tradisce, restiamo lì come dei deficienti, e c'è rimasta tutta la Lega. No, non tutta, qualcuno sospettava che avrebbe fatto così. L'intervista con Roberto Vannacci a pagina 7 del quotidiano La Verità. Il centrodestra deve tornare alle origini. C'è chi è in linea col PD, ragazzi. Penso che parli di qualcuno in particolare, non certo di noi. Che ti fa anche arrabbiare, che alla fine dice le stesse cose che dice Salvini, che dice la Lega, che dice il Varin, capito? Però dice non sono al governo, è chiaro che posso dare le randellate perché non fate quello che potreste fare. Però quando sei al governo è sempre la solita storia, puoi cambiare la cosa, ma sei un ingranaggino che deve far funzionare tutto quanto, quindi puoi spostare leggermente il movimento, cambiarlo lentamente, ma se strappi si rompe tutto e devi uscire da quell'ingranaggio. Il capo di Futuro Nazionale, intervistato oggi, Roberto Vannacci, sul quotidiano La Verità: non chiudo a un'intesa, ma voglio superare la Lega. Non mi piace il Donald gendarme del mondo. Antonio Rossitto intervista oggi il traditore Vannacci. In Europa Forza Italia respinge le proposte per rinforzare i controlli alle frontiere. Io ago della bilancia, non farò giochetti alla Renzi, se la Meloni chiama ci sono. Chiaramente non gli crediamo più, e quindi se volete ve la potete anche leggere, vi do il permesso, l'intervista, la prima vera e propria intervista paginone con Roberto Vannacci, intervistato sulla Verità. L'unico motivo per cui non appallottolo oggi il quotidiano La Verità è che oltre a Roberto Vannacci c'è anche Tony Capuozzo. Sacro Tony Capuozzo a pagina 9, e quindi come minimo bisogna per forza acquistare La Verità. Trump cerca un accordo con la Cina, dice il sapiente Capuozzo, intervistato da Annalisa Corti. Il presidente USA vuole una nuova Yalta, non la guerra mondiale, cerca un accordo con la Cina. Gli europei si limitano a fare i notai della crisi. Qualcuno spera che l'America si impantani in Iran, ma noi avremmo solo da rimetterci. E ancora, l'Ucraina è passata in secondo piano. Per Putin è un'occasione favorevole. La Meloni deve accettare di essere marginale e tenersi aperte tutte le vie. Tony Capuozzo, inviato di guerra che nel 2005 durante il conflitto in Iraq fu anche sequestrato dalle forze paramilitari sciite dell'esercito del Mahdi, ha una grande esperienza di Medio Oriente, ma lo scrittore giornalista non ricorda in tutti questi anni una gestione simile della guerra da parte degli USA. Non ho mai visto niente di paragonabile a quello che sta succedendo, dice Tony Capuozzo. Le guerre degli americani, per come le ho sempre viste, di solito sono gestite da team, oltre che approvate da un voto del Congresso. Se dovessi fare un esempio semplice di guerre simmetriche, direi che si è sempre trattato di conflitti da parte di stati con degli eserciti, mentre oggi siamo di fronte a una guerra tra guerriglieri. Trump stesso si comporta da guerrigliero. Il suo è un continuo stop and go, con attacchi a sorpresa e azioni non pianificate. Una realtà tormentosa, comprensibilmente, per analisti e mercati finanziari. Vedremo quale sarà l'epilogo finale. Oggi Tony Capuozzo è sul quotidiano La Verità. Pagina 13. A proposito di cose che ci sono sempre interessate, Silvana De Mari parla delle mani della lobby gay
sui servizi sociali. Parliamo di Bibbiano, vi ricordate questa frase? Poi si è scoperto che non era successo assolutamente niente, c'eravamo sbagliati, eh? E come sempre quel giornalista che dice che non capiamo quello che dice, anche Bonaccini lo chiede sempre: "Ma io parlo italiano o quale lingua?" Le assistenti escono da facoltà intossicate dai gender study, gli assistenti dei centri sociali, e giudicano inadatto a fare il genitore chi considerano omofobo. Siamo tutti noi omofobi. Se non siete gay, siete omofobi. È come se non votate PD, siete fascisti, ma ormai l'avreste dovuto capire. È successo a Bibbiano e viene da chiedersi se non stia succedendo anche con la storia dei bimbi del bosco, i cui genitori sono definiti rigidi. Tan ta ta tan. I gruppi di pressione homosex hanno da anni infiltrato la scuola, l'università, la chiesa, la politica. Loro stessi lo rivendicano. In Italia l'operazione è iniziata nell'82. L'educazione parentale viene scelta da famiglie cattoliche per sottrarsi alla propaganda di Stato. I militanti arcobaleno la vedono come il fumo negli occhi. Tan ta ta tan. Qua mi fermo, ragazzi, vi ho messo un po' di pulci nelle orecchie. Questo è niente. Adesso c'è la pausa con una bella canzone del cantautore lucano da paterno, scusate, di Lucania Potenza, Mario Grosso. Adesso, nel senso, dopo la pubblicità, il premeteo, eccetera, il bagaglio invisibile, e poi ritorniamo alle cose buone dal quotidiano La Verità. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Inizio di settimana ancora influenzato da un flusso umido atlantico, specialmente al settentrione. Nelle prossime ore il tempo resterà instabile soprattutto al nord-ovest, sull'alto versante tirrenico e sull'Umbria, settori dove saranno frequenti i rovesci, seppur irregolari. Sole prevalente sul resto dell'Italia. Nel pomeriggio il tempo andrà decisamente migliorando anche al centro, con cielo spesso sereno. Sempre spiccata dinamicità al nord e in Toscana, con rovesci a carattere sparso o irregolare soprattutto sui rilievi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche, e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi, se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso, se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Arriva da Paterno di Lucania, in provincia di Potenza, fatemi sapere se l'accento è giusto, Mario Grosso, cantautore sconosciuto a livello nazionale, ma che ci piace perché non ha peli sulla lingua e dice quello che dovrebbero dire i cantautori. Il bagaglio invisibile, si intitola questo pezzo dal suo primo album ufficiale. Ecco il carico emotivo, i valori etici, le esperienze personali che ogni individuo porta con sé nel famoso bagaglio invisibile, contrapposti alle storture della contemporaneità e alla superficialità sociale. Tutto da scoprire questo cantautore Mario Grosso con il pezzo Il bagaglio invisibile, ma un intero album che stiamo ascoltando settimana dopo settimana. Il buongiorno si sente dal Varin, Radio Libertà, Sammy Varin con voi, i vostri messaggi WhatsApp a commento di ciò che vi sto leggendo, saltellando qua e là dai quotidiani. Inviate il vostro WhatsApp al 340 6709 659 e io ve lo leggo, certo, come ha fatto ad esempio Marco. Quando la Meloni riferirà in Parlamento sulla questione antivirus? Lo so, è una domanda che sicuramente arriverà da parte della sinistra nei prossimi minuti. Ancora non è arrivata, Vedrai che con la questione ronde nere si arriverà a dare la colpa a Salvini, ma certamente siamo noi, le ronde nere. Luca da Mantova, come Presidente della Repubblica, Nordio o Casellati? Perché vi ho detto che ieri a un pranzo con amici e parenti ho fatto il mio consueto comizietto a un certo punto del pranzo, quando nessuno può scappare perché stanno mangiando alacremente. Sammy Varin si alza, comincia a girare intorno al tavolo e fa il suo comizietto, no? Il terrore dei partecipanti ai pranzi con Sammy Varin è quel momento. E questa volta sul tavolo, oltre a tante buone cibarie, c'era l'argomento Presidente della Repubblica, visto che il prossimo Parlamento sarà quello che dovrà scegliere, e sono usciti dei nomi che mai pensavo. Tu dici, eri a Bologna, è logico che è venuto fuori Casini, però, è un Casini che sarebbe di centrodestra, perché vi ricordate eravamo alleati tutti insieme con lui, poi è stato eletto come indipendente nel PD, mica scemo, e piacerebbe a molti, sia di destra che di sinistra, questo Casini. Chiaro che ho deciso di metterlo in pasto a voi. Qual è secondo voi un nome per il Presidente della Repubblica, visto che il prossimo Parlamento sarà quello che dovrà sceglierlo? Luca da Mantova dice Nordio o Casellati, che comunque una Casellati era già stata nominata precedentemente. Prossimo presidente Alberto Bagnai. Giorgetti va benissimo come ministro dell'economia. Bagnai lo amiamo. Lo stretto di Hormuz non ha sbocco, è un cul-de-sac. Sapete dirmi quali merci che transitano nello stretto interessano al mercato europeo? Siamo certi che il nostro petrolio debba passare di lì? O non è forse che problemi al mercato asiatico siano un pretesto per fare indebiti affari su di noi? Ci scrive la Marila. Ah però, caro Sammy, ero lì e ti ho anche salutato, ci scrive Enzo. Ma chi è? Cos'è? Un video? Fammi vedere questo video, vediamo cosa ci ha fatto Fausto, che mi preoccupa, sentiamo. Questa è Pontida. È Pontida. Sì. I gazebo della scorsa estate a Pontida. Che flash. Ci siamo rivisti. È sempre bellissimo. Bravo Fausto. Bravo, bella questa inquadratura a 365 gradi del sacro pratone di Pontida, e eravamo lì allo stand di Radio Libertà, e ringrazio ancora tutti coloro che sono passati a salutarci e ci hanno aiutato con quei famosi 5 euro o si sono portati a casa i favolosi gadget di Radio Libertà.
Ricordate che se passate da Milano, noi siamo l'unica radio aperta al pubblico, dalle 7 del mattino alle 8 di sera, via Bellerio 41, fermata a fuoricentro della metropolitana, ci passate a salutare e qui ci sono dei gadget stupendi da ritirare. Uè. Buongiorno Sammy, non la compro la verità, proprio perché c'è l'intervista a Vannacci, perché la segretaria PD va all'estero a parlare male del governo. Cosa ha fatto lei per l'Italia oltre a criticare? Niente, Mario, quelli possono soltanto criticare e chiedere di riferire in Parlamento. Buongiorno, a proposito di Vannacci pagato da noi, bisogna fare la legge che se uno si propone in un partito e vince non può cambiare fino alle prossime elezioni. Se vuole uscirne si dimetta e non deve essere più pagato. Non si prendono in giro le persone che lo hanno votato. Brava Pina. La sensazione è proprio, sinceramente, noi abbiamo dato il cuore e molta gente ha dato anche il posto perché erano sicuri di essere eletti, gente militanti che hanno lavorato sul territorio come non mai e grazie a Vannacci non sono stati eletti, non sono passati in Europa, capisci? Chiaro che è così, funziona così la faccenda, però è una cosa che ci rimane ancora qua, noi della Lega, soprattutto a chi veramente nella Lega ha lavorato e insomma si è sentito non tradito ma preso per il culo, diciamolo. Presidente della Repubblica Giorgetti, ci scrive Pierluigi. In effetti Pierluigi lo scriveva tempo fa anche il Corriere, una cosa del genere, Giorgetti il prossimo Presidente della Repubblica. Che figata però, cioè avere anche il suo numero, ogni tanto gli scrivo il messaggino, a chi scrive? Al Presidente della Repubblica. Ciao Sammy, visto che i presidenti possono essere qualsiasi, io ti propongo come presidente. Grazie Enzo, grazie, ma succede quando c'è lo spoglio, che ci sono tutti i nomi, i primi giorni si sparano cacchiate, a volte può capitare che ci siano anche personaggi che non c'entrano niente. Nordio o Casellati, perfetti, scrive quest'altro. Beh, se avete problemi, dubbi, incertezze, fatemi sapere quale potrebbe essere un prossimo Presidente della Repubblica. 340 6709 659 o chiaramente se siete di centrodestra, ma che se siete anche di centrosinistra, va bene stess. Sono ancora a pagina 14 del quotidiano La Verità, che sì, c'ha questa cosa brutta che oggi intervista Vannacci, la prima vera intervista al traditor general Vannacci, però parla anche di cose più serie, come ad esempio Giuliano Guzzo a pagina 14, città vietate ai bambini. E questa è una triste verità che però viene abbracciata anche da molti di voi. Dite la verità e oggi sulla Verità. Ristoranti, spiagge, aerei, vagoni ferroviari, aree residenziali, si moltiplicano gli spazi urbani nei quali è proibito, facci vedere la pagina, è proibito l'accesso ai più piccoli. È il segnale di una insofferenza preoccupante nei confronti di chi si ostina a mettere al mondo figli. Perché altrimenti ti prendi un cagnolino o ancora meglio parli tutto il giorno con l'intelligenza artificiale. Pensa, non la devi portare neanche fuori a fare pipì. Dalle città senza auto alle città senza figli? Può apparire una provocazione, ma in realtà lo scenario che va prospettandosi in Occidente potrebbe essere davvero questo, soprattutto perché le cosiddette child free zone, le aree senza bambini, stanno davvero iniziando a dilagare. Signori, articolone quest'oggi che fa pensare, solo sul quotidiano La Verità. A proposito di bambini, a proposito di mamme, a pagina 16, nel giorno di festa per tutte le madri non va dimenticata mamma Catherine, la mamma dei figli nel bosco. La retorica con cui si celebra la maternità non trova riscontro
nella realtà. I Trevaillon lo sanno bene. Ai genitori della famiglia Del Bosco viene negato persino di stare vicino a una famiglia di 7 anni, alla figlia, scusa, di 7 anni che si trova in ospedale. Avete sentito, ha avuto una crisi respiratoria. Tacciamo di infinite cose, ma anche qui c'è qualcuno che sta menando male la situazione e non ce l'abbiamo con i centri sociali, ti sembriamo i tipi, ma lavorano anche bene. Però, puntini, ci vuole fegato, infatti proprio di fegato, a pagina 18 parla il quotidiano La Verità, ti giuro, non mi crede mai nessuno, guarda qua, se ci stai guardando in radiovisione, su Facebook, su YouTube, sul sito radiolibertà.net, pagina 18, La Verità, fresco, digeribile e proteico, ecco perché il fegato è la frattaglia più amata. Francesco, lo mangi il fegato? Sì, ma anche io devo dire. Chiaro che vederlo così è soprattutto alle 8 di mattina è un po' una schifezza, però un tempo destinato ai più poveri, oggi il fegato è ricercato per le sue proprietà nutrizionali, che sia di maiale o di vitello, dal gusto più delicato, attenzione a non cuocerlo troppo. Il fegato di vitello può contenere una quantità di colesterolo variabile da 190 a 330 mg ogni 100 grammi, quello di maiale un po' meno, da 200 a 260. Il colesterolo contenuto nei cibi non alza direttamente il colesterolo nel sangue, quanto invece fanno i grassi saturi. Tuttavia, chi soffre di ipercolesterolemia deve fare attenzione, quindi poco fegato, mi raccomando, però piace come la mia nonna Antonia, signori, quando ero bambino mi faceva sempre la cervella, le cervella, come volete, anche croccanti, la versione croccante in padella, lo so, cose schifose, però piacevano, come il risotto con le creste di gallo. Chi le ha mai mangiate queste cose? Francesco sicuramente no, inorridisce. Francesco, risotto con le creste di gallo? Non sai cosa sia. Dici, ma il gallo alla cresta? Non è una malattia venerea. È una malattia, bravo, infatti volevo dirlo, è una malattia, no, non si guarisce come l'antivirus, ma so cazzi, si scherza, però faccio l'appello, so che molti di voi sono proprio padani doc, il risotto con le creste di gallo. Vi manca? C'è qualcuno, un ristorante che ancora me le faccia? Gli animalisti mi aspettano fuori. 340 6709 659. Scrivetemi, ragazzi, siamo qui apposta per fare anche una risata davanti a questa valle di lacrime, sempre così. Adesso non ho che l'imbarazzo della scelta. Potrei andare sul Corriere, però qualcosa mi dice, oh signor, vabbè, ti passo anche un attimo, anche perché rischiano di azzeccarla. Vado un attimo sul Fatto Quotidiano, perdonatemi, perché il centro pagina del Fatto Quotidiano ritorna sulla Minetti. La Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai party con escort, e intervistano la massaggiatrice a Villa Cipriani. Me ne andai dopo le molestie, oh porco cane. Graciela Torres racconta al Fatto Quotidiano i festini per VIP con ragazze anche minorenni argentine, brasiliane, italiane nella tenuta in Uruguay, nella tenuta di Villa Cipriani, pronta a testimoniare dai PM se mi proteggono. Neanche all'interno, guarda qua. Escort e feste, Nicole Minetti non ha mai cambiato vita. Cipriani mi chiese apertamente massaggi erotici, rifiutai e iniziarono i problemi. Se volete passare un lunedì un po' diverso, acquistate oggi il Fatto Quotidiano, che io chiudo immediatamente perché vado su Repubblica. Repubblica è l'unica che fa veramente terrorismo in prima pagina. Guarda qua, l'antivirus fa paura, più controlli alle frontiere. Leggi Repubblica e poi non esci più di casa. A Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi. Il ministero allerta i medici per porti e aeroporti. Centropagina su Repubblica, governo, lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, 2 funzionari di area
Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al docu su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro o io o loro. Siamo sul quotidiano Repubblica. Perché mai Sammy Varin vi porta qua? Prima di tutto, chiaramente, dovete tremare di terrore per l'antivirus. Nelle Canarie blindate per la nave del virus, positivo un francese, e il comandante che disse non c'è rischio contagi, gli allarmi sottovalutati, pagina 3 di Repubblica, e la prima circolare del Ministero che dice più controlli sugli arrivi dall'estero. Ragazzi, è l'inizio della fine. Oggi l'alert è per chiedere ai medici che lavorano su navi aeree di aumentare il livello di attenzione, ma l'OMS dice rischio valutato basso. Credete all'MS? Credo all'OMS, va bene, poi vai tranquillo, perché comunque ci sono paginoni e paginoni oggi su Repubblica. Compri Repubblica, t'ho detto, non esci più di casa, intervistano Kamen. Chi è Kamen? 78enne autore americano, celebre divulgatore scientifico, padre del capitale. Kamen, sembra un nome un po', non invece americano. La scampiamo, ma la lezione del Covid non ci ha insegnato nulla. Oggi siamo meno preparati a gestire una nuova pandemia. La Casa Bianca ha soppresso la ricerca scientifica sui virus. Signori, Kamen, se Repubblica porta sfiga, Kamen batte ogni record. Giro di nuovo la pagina, no, vi porto via, tranquilli, per fortuna, pagina 23, Palazzo Chigi ci riprova, nei centri in Albania i migranti presi in mare, virgolettato ragazzi miei, pagina 23, Lorenzo De Cicco. Il governo prepara un nuovo decreto per tornare al progetto originario degli hub di frontiera, il varo entro giugno. Come nel gioco dell'oca, i centri in Albania sono pronti a tornare alla casella di partenza. Che bello, a Repubblica, oltre a ballare il sirtaki, giocano al gioco dell'oca. Wow, i nuovi capi fanno proseliti, cioè alla formula originaria, hub di frontiera per ospitare i migranti raccolti in mare. Non solo CPR, centri per il rimpatrio, la scappatoia trovata dall'esecutivo un anno fa per evitare che le costose strutture di Schenglin e Jaidé restassero desolatamente vuote. Il governo lavora un nuovo decreto, conferma una Repubblica, più fonti di primo piano di maggioranza. Il varo a giugno, quindi alle chi? Il primo step è previsto già in questi giorni. Domani in Parlamento arriva il testo di ratifica del nuovo accordo Italia-Albania di cooperazione strategica, siglato dalla premier Giorgia Meloni e dal primo ministro albanese Rama nel 25. Il provvedimento passerà domani al vaglio della Commissione Difesa di Montecitorio per un parere consultivo. Il giorno dopo sarà esaminato sempre per un parere della Commissione Bilancio, subito dopo aver approvato in sede referente dalla Commissione per gli Affari Esteri. Il testo dell'intesa prevede di implementare efficacemente il protocollo per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, firmato sempre da Meloni e Rama. Nel provvedimento di ratifica c'è scritto che le parti, cioè il governo italiano e quello di Tirana, convengono di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione relativa a soluzioni innovative in vista dell'entrata in vigore del Patto europeo per l'immigrazione e l'asilo nel giugno 2026, che significa, secondo fonti di Fratelli d'Italia, il progetto è riconvertire le strutture sulla sponda est dell'Adriatico alla missione originaria. L'espediente messo a punto dal governo all'inizio dell'anno scorso ha infatti evitato sì che le due strutture restassero deserte visti i pronunciamenti dei magistrati, ma ha avallato quello che l'opposizione suona come un dispendioso paradosso, cioè sono stati convertiti in CPR, in centri dove vengono spediti i migranti irregolari che sono già ospitati in analoghe strutture su suolo italiano, e i costi dell'operazione Albania sono noti, 670 milioni di euro. Ecco perché l'esecutivo prepara l'ennesimo intervento. Ne parla quest'oggi il quotidiano Repubblica, pagina 23, nei centri in Albania i migranti presi in mare, quindi non sarebbero soltanto più dei CPR. Giro la pagina. Si riapre il caso Luana, l'operaia morta.
pene troppo lievi, servono altre indagini. La prima inchiesta chiusa con un patteggiamento a 2 anni per i titolari dell'azienda, ma la procura vuole scavare ancora. E poi la brutta cronaca ci porta a Napoli, accoltellato a 14 anni per il saluto a una ragazzina. La lite con un quindicenne in piazza Municipio a Napoli, dove nel 2023 morì il musicista Giorgio Cutolo. Il giovane è gravissimo. Non la devi salutare. Poche parole prima di tirare fuori il coltello e colpire 3 volte un ragazzino di 14 anni all'addome, ridotto in fin di vita per un'assurda gelosia. E l'aggressore ha 15 anni. Napoli. Giro la pagina e dove potrei andare, ragazzi? Beh, dai, allora un giro, tra poco avremo il capogruppo della Lega, tra poco facciamo 4 chiacchiere con Riccardo Molinari, un giro velocissimo al volo sul quotidiano Il Tempo che naturalmente non mi fa vedere perché lo sapete non è di sinistra, è sempre poi mi obbliga a fare questo appello figlio d'Apollo, mi raccomando aiutate Radio Libertà a cambiare computer, a comprare un computer che non sia comunista. Conto corrente postale 37671294 per aiutare Radio Libertà con 5 euro, mica ne vogliamo 500, o anche dal sito radiolibertà.net. In alto a destra puoi contribuire schiacciando Dona ora. Grazie a chi lo sta facendo. Il Tempo oggi titola Angeli e demoni. Si occupa di Roma, c'è la Roma magica della Race for the Cure, del tennis al Foro Italico, dell'ippica a Piazza di Siena e la capitale che ci fa ancora innamorare, ma c'è anche l'inferno della Roma criminale e dark. Al Quarticciolo Don Coluccia, non lasciamolo solo, prosegue la sua battaglia di legalità, ma da mesi gli spacciatori alimentano la guerriglia contro le forze dell'ordine. Non facciamoli prevalere. Lo scrive oggi il quotidiano Il Tempo in apertura e a me interessa la pagina 4. A proposito di violenza e immigrazione, Christian Campigli scrive: minorenne bengalese stuprata da connazionale. La Cisint, una vittima dell'Islam. L'episodio è avvenuto in una casa di Mestre, proprio dove si vota tra poco. La polizia cerca l'aggressore. L'eurodeputata: per loro la donna vale zero. È solo merce. La donna vista come un essere inferiore, utile per procreare, rassettare casa, pregare, da violentare all'occorrenza. In Italia esiste un problema enorme legato all'Islam radicale e alla convinzione che la Sharia sia l'unica legge degna di essere seguita. Ieri una nuova puntata di una storia che, se non verrà rapidamente arginata, rischia di deflagrare in tutto lo stivale. Un sabato movimentato a Mestre, dove la violenza più gretta è stata la protagonista della notte, una 17enne di origine bengalese, come ha raccontato il quotidiano locale La Nuova Venezia. Si trovava nell'abitazione nella quale vive con il compagno, il figlio di 3 mesi, un inquilino connazionale, quando quest'ultimo l'ha stuprata. L'occasione per l'abuso carnale è stato determinato dall'assenza del compagno della giovane. Così l'inquilino ha approfittato della solitudine della 17enne per violentarla mentre il neonato dormiva nella stanza accanto. Una scena semplicemente agghiacciante. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Pompa, 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 la danza delle streghe, ragazzi miei. Beh, non potete non conoscerla, insomma, se non siete proprio vecchietti come il Sammy Varin. Il celebre pezzo di Gabri Ponte, reinterpretato da Cecilia Quod, un pezzo che fonde opera e musica dance ispirandosi a Lacrimosa dal Requiem di Verdi. Lo sapevate? Qui Parlamento. E qui, tra un quotidiano e l'altro, abbiamo appena finito di ballare il Sirtaki con Repubblica e, per fortuna, arriva il capogruppo della Lega con noi, Riccardo Molinari, buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Sì, capita in redazione che devi imparare dei nuovi balli. Noi balliamo da sempre e siamo sempre pronti a mantenere il ritmo con le ultime notizie, grazie naturalmente anche ai nostri ascoltatori che commentano. Ma senti Riccardo, oggi sicuramente da Repubblica, poi sono passato sulla Stampa, tutte cose allegre anche sul quotidiano La Stampa, che ha colpito, ne parla solo La Stampa, comunque un retroscena, e La Stampa lo spiega bene, dice: accise, sconti agli sgoccioli, il governo non ha più soldi per il bonus contro il caro energia, soia, grano, caffè, fertilizzanti, tutto collegato a questo benedetto stretto di Hormuz. E la domanda che tutti ci facciamo è, ci guardiamo in faccia e ci chiediamo: sforiamo? Riccardo. Su questo il ministro Giorgetti è stato molto chiaro un paio di settimane fa, quando abbiamo approvato il documento di finanza pubblica, che era il vecchio DEF, il documento di economia e finanza, dove si è detto che chiaramente, visto il lavoro che Giorgetti in primis, il governo ha fatto sui bilanci dello Stato, dove ricordo che dal 22 ad oggi siamo calati da più dell'8% di rapporto deficit-PIL a essere quasi usciti dalla procedura di infrazione, ma dalla procedura di infrazione non siamo ancora usciti, per poco, e quindi il suo obiettivo è cercare di contenere l'emergenza, chiedendo all'Europa spazi di manovra di bilancio, quindi spazi per poter spendere senza che questo aumenti il nostro deficit. E questo perché? Per evitare di non bruciarci sul mercato la credibilità che abbiamo raggiunto, per non scendere nello spread, per continuare a dare fiducia ai mercati che acquistano ogni giorno il nostro debito pubblico e che, grazie al lavoro che abbiamo fatto, lo stanno facendo sempre di più e a prezzi più vantaggiosi per noi. Tradotto, paghiamo meno gli interessi sui titoli di Stato che vendiamo. Certo è che se l'Europa, come pare, come sembra, come ci hanno detto fino adesso, non avrà la volontà di autorizzare lo sforamento, quindi fuori dalle regole del patto di stabilità, per contenere i costi dell'energia, e continuerà a prevedere questa possibilità soltanto per l'acquisto delle armi, capite bene che il governo italiano non ha nessuna intenzione di fare debito per la difesa nel momento in cui l'Europa non ci autorizza allo stesso tempo a fare debito per contenere i costi dell'energia. A quel punto saremo probabilmente costretti a farlo lo stesso, e anche se questo ovviamente non avrà la copertura normativa dell'Europa, cioè anche senza il permesso dell'Europa, e anche se questo potenzialmente potrebbe creare qualche problema sui mercati, ma sarà una situazione di necessità, perché vedete le misure che abbiamo messo in campo per contenere i costi del gasolio e della benzina, che peraltro è il decreto che andremo a convertire in legge questa settimana alla Camera, il costo è di 1 miliardo per ogni mese di iniziativa. L'abbiamo fatto praticamente a fine maggio, sarà per 2 mesi e sono già 2 miliardi di spese in più. Quindi lo sforzo economico è enorme e il beneficio è ridotto, anche se perché i prezzi abbiamo visto tutti che sono aumentati, però teniamo a mente che senza questo intervento pubblico sarebbero aumentati di più, e questo dà l'idea di quanto sia grave la situazione, e quanto senza l'intervento dell'Europa il governo per forza di cose dovrà sforare. E noi siamo qui ad aspettare chiaramente decisioni importanti che sono certo il governo prenderà, perché è un modo di dire, ma ci siamo, è il caso di dirlo tutti insieme, veramente prima gli italiani, prima una protezione, e Giorgetti l'ha detto chiaramente la scorsa settimana che farà di tutto per proteggere le famiglie italiane. A proposito di Parlamento, cosa succede questa settimana in Parlamento, Molinari?
Allora, questa settimana, come ho detto, abbiamo all'ordine del giorno prima di tutto la conversione in legge del decreto accise, quindi quello che ha contribuito a contenere i costi di energia. Parlo ancora del primo, quindi quello, non il secondo fatto dal servizio maggio, ma il primo di tutti. Poi ci sarà, come si dice, ci saranno le questioni pregiudiziali sul decreto del salario giusto, quello del famoso decreto primo maggio. Poi discuteremo le mozioni sulla strategia nazionale delle aree interne e poi ci sono due provvedimenti molto importanti, due disegni di legge molto importanti, che sono quello sulla polizia locale, il riordino della polizia locale, che è una cosa attesa dagli anni '80, e la riforma dell'ordinamento forense. E diciamo che questi sono i primi argomenti all'ordine del giorno, dubito che si andrà oltre, perché insomma è già tanta roba da discutere, ecco. Anzi, forse alcune delle cose che ti ho elencato probabilmente smetteranno anche la settimana prossima, lo vedremo. E noi comunque abbiamo collegamenti in ogni trasmissione, nella finestra Qui Parlamento vi teniamo sempre aggiornati. Grazie davvero al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, buon lavoro! Grazie Sammy, un saluto a tutti. Qui Parlamento. Alle 9:10 il buongiorno rinnovato da Sammy Varin, buongiorno a Francesco in regia, buongiorno a tutti voi che ci avete acceso solo in questo momento o che ci state riascoltando negli orari più strani del giorno o della notte, cercando Radio Libertà su Facebook o sulla pagina di Lega Salvini Premier di Facebook o cercando il nostro sito radiolibertà.net. Cliccando podcast potete scaricare le principali trasmissioni di Radio Libertà e riascoltarvele quando volete. E sappiamo che la rassegna stampa di Sammy Varin è molto richiesta, soprattutto da parte di chi odia le rassegne stampa e fino a ieri mai avrebbe pensato di ascoltare una rassegna stampa. Sembra incredibile, ma ho avvicinato un fracco di gente alla rassegna stampa. Veramente, mi guardo e dico, come ho fatto? 340 6709 659 è l'arma in più che avete voi ascoltatori della diretta, ma anche chi mi segue in differita, ragazzi. Se inviate un WhatsApp al 340 6709 659, il primo che arriva in radio ve lo legge e il vostro commento lo sentono tutti. Sono sul Tempo. Pagina 11 del Tempo, si parla del conflitto in Ucraina e Putin, l'apertura di Putin, guardalo qua che ci strizza l'occhio, pronto a parlare con voi. Ecco perché Putin ora spiazza l'Europa, scrive oggi solo il quotidiano Il Tempo a pagina 11 con Susanna Novelli. Per la prima volta in 5 anni il presidente russo apre un negoziato con Bruxelles. Alla base lo stallo al fronte, l'economia disastrata, il timore di una rivolta interna. Accolta con freddezza l'indicazione del Cremlino di preferire l'ex cancelliere Schröder come negoziatore. Trump, il primo a parlare con Vladimir, senza dialogo non smettono le bombe, Witkoff e Kushner attesi a Mosca e in Italia che si fa? La Lega fa un appello. L'Unione Europea colga questa apertura. Pressing del Carroccio, scrive Il Tempo, ma Forza Italia frena. Massima prudenza, aspettiamo i fatti. Nicolò Salvadori, l'Europa non lasci cadere nel vuoto l'apertura di Vladimir Putin. Dopo 4 anni di guerra, morti e sanzioni, la parola torni alla diplomazia. La Lega di Matteo Salvini chiede a Bruxelles di prendere sul serio le parole del presidente russo per eventuali negoziati tra Unione Europea e Mosca per quanto riguarda la guerra in Ucraina. E magari già che ci siamo anche per un po' di gas. Forza Italia invoca massima prudenza con la presidente dei senatori Stefania Craxi, che invita a valutare le proposte di Putin alla luce dei fatti. Stessa linea espressa dal presidente della Commissione Affari Esteri Maurizio Gasparri. Gli spirali di pace, se si dovessero aprire, rappresenterebbero un'opportunità positiva. Lo stesso atteggiamento molto remissivo in occasione delle celebrazioni del 9 maggio a Mosca dimostrano la piena consapevolezza dei russi di essere in una posizione di stallo che peraltro si accompagna al centinaio di migliaia di vittime in questo conflitto che aggravano la situazione di Putin.
opposizioni divise, con il PD contrario, solo Kiev può decidere, mentre AWS invita a verificare la reale volontà di Mosca. Insomma, come al solito, solo la Lega chiede, bussa sul bogione di qualcuno che non risponde. Andiamo sul giornale. Sì, intanto, se qualcuno vuole andare in diretta siete ben accetti, prenotatevi allo 0292947222, ripeto per i nuovi ascoltatori, chiamate il numero fisso 0292947222, restate in attesa con la musichetta e tra poco apriamo ufficialmente la chiacchierata. Prima però volevo andare sul giornale. Sapete, c'è sempre un buon motivo. Se io giro su un quotidiano vuol dire che vi ho tirato fuori roba buona, vuol dire che un buon motivo per acquistarlo c'è. Il giornale apre questa mattina, titolo principale: la bomba sulla pace. Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio. Trump che dice ci prendono in giro ma ora non rideranno più, frasettina che non ci fa per niente ridere. In centropagina però il giornale oggi mette il business delle coop sulle cremazioni. Così la sinistra fa soldi. Facciamo soldi con i morti, cremando i morti a Bologna. Fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti. L'opposizione ora devono chiarire: il business della morte esiste e ovviamente è un mestiere necessario, ma anche un mondo attorno al quale ruotano interessi che impattano sul mondo della politica. E lo sai, a Bologna, in Emilia-Romagna, è quasi tutto è da quella parte. Nella Bologna targata PD c'è Bologna Servizi Cimiteriali, una società controllata al 51% dal comune, ma partecipata per il 49% da SPV, socio privato. Ma questi ultimi sono a loro volta partecipati all'86% da una cooperativa. Andiamo subito a pagina 9, eccola qua: cremazioni, business rosso sulle coop, fiumi di soldi sui defunti ai soci di area PD. Fratelli d'Italia chiede di fare luci sui conti. La società partecipata guadagna su ogni salma per aumentare l'utile, favoriti gli arrivi da fuori comune e spremuti i forni all'inverosimile. Crema per tutti. Gli stessi dipendenti chiedono che la città di Lepore riprenda il controllo del servizio. La Lega chiede di fare chiarezza sui numeri. Ne parla solo il quotidiano Il Giornale a pagina 9, che in taglio basso riprende la triste notizia da Venezia Mestre. Minorenne stuprata. Un'altra vittima dell'Islam radicale. La bengalese di 17 anni, già madre, abusata dall'ospite. La Lega, la vergogna delle spose bambine. 17 anni, già madre e moglie, è stata stuprata dal coinquilino mentre suo marito era assente. Ne parla Francesca Galici con l'intervista all'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisinte, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. 0292947222. Ora voglio sentire le vostre voci. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Mi piacerebbe sapere chi ha denunciato il fatto, perché molto probabilmente questa ragazza verrà poi ripudiata dal marito. Già. Però questo non viene detto. Allora, è una questione politica. Tu ogni tanto citi dei testi di canzoni, no? Questo è un pezzo di Antonello Venditti, penso degli anni '80. È una questione politica, una grande presa. Perché ti dico questo, Sammy? Perché l'Europa non apre al patto di stabilità? Al blocco del patto di stabilità per l'Italia, ben sapendo che noi soffriamo più di altri paesi il problema dei rincari dovuti alla crisi del carburante, perché è una crisi locale. Mentre nel periodo della pandemia il patto di stabilità è stato bloccato
proprio perché era un problema generalizzato di tutta la UE, in questo caso siamo noi ad avere il problema e non gli altri paesi. E questo perché? Perché l'Unione Europea è soltanto un protettorato franco-tedesco. Ti voglio dire questo perché io ti suggerirei a Radio Padania di mettere magari negli orari di buco delle trasmissioni gli interventi che Claudio Bagnai fa quasi ogni giorno dalla macchina, quindi sono cose di 15-20 minuti al massimo di tempo, dove lui spiega tutte queste cose che non vengono raccontate dalla stampa agli italiani per tenerli nell'ignoranza più assoluta. Quindi ho voluto dare questo piccolo contributo. Ciao Sammy, grazie. E sono io che ringrazio te, passo sicuramente in post-produzione questa segnalazione. Bagnai è un grande e già abbiamo provato a passare i suoi pezzetti di chiacchierata mentre va al lavoro la mattina e mentre va in Parlamento, in coda, in auto, si fa dei soliloqui interessantissimi. Attenzione mentre arrivano le chiamate allo 0292947222, se ci ascoltate in diretta alle 9:20 del mattino in questo momento, se chiamate 0292947222 entrate in attesa con una musichetta suonata personalmente dal regista Francesco, ma poi arriva il momento della diretta, dovete attendere qualche minuto, ma devo leggervi la pagina 11 del giornale, signori. Il premio allo scafista. Questa è una cosa che uno veramente cado dal pero. Il premio Terzani lo vince lo scafista, scrive solo il giornale questa notizia. Farage, condannato a 30 anni di carcere per concorso nella morte di 49 migranti, viene premiato. Il premio letterario internazionale Tiziano Terzani per il 2026 è stato consegnato ad Alaa Faragi Abdelkarim per il libro Perché ero ragazzo. Ma come fa a notare il perbenista, sito web di informazione che si definisce testata senza bavaglio, Alaa Farage è stato condannato a 30 anni di carcere in via definitiva perché è ritenuto uno dei responsabili della morte per asfissia di 49 persone nel 2015 a bordo di un barcone diretto in Italia. Per la giustizia lui era uno degli scafisti di quel barcone, concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione. Si è sempre difeso, ha sempre processato la sua innocenza e alla fine del 2025 ha ottenuto la grazia parziale dal Presidente della Repubblica Mattarella, che ogni tanto incappa magari in qualche errorino, ma meglio non dirlo assolutamente, e che gli ha scontato oltre 11 anni di pena residua. Faragi si trova tuttora recluso nel carcere di Palermo, che ha potuto lasciare per alcune ore per recarsi in teatro a Udine e ritirare personalmente il premio Tiziano Terzani. Alaa Faragi, 30 anni, libico, in Italia da 10 anni, quando è stato arrestato con l'accusa di essere uno scafista, Sellerio ha pubblicato un volume con le lettere dal carcere inviate da Farai alla professoressa di filosofia del diritto Alessandra Sciurba ed ecco che vince lo scafista. 0292947222. Mi state convincendo a fare lo scafista. Pronto? Pronto, sono io, ciao. Ciao, buongiorno. Ciao, caro Sammy, buona settimana. Senti, i tempi sono maturi per dirti una cosa che vi volevo già dire da parecchio tempo. Dai. Ti autorizzo pure a darmi del visionario, ma io sono oltre il complotto. Allora, ho avuto conferma, ma più che altro dai miei occhi, cosa ho visto, dalle orecchie, cosa ho sentito, dalle valutazioni che ho potuto trarre, che sulle Torri Gemelle non è caduto nessun aereo. Questo è frutto dell'intelligenza artificiale che da noi arriva adesso, ma da loro signori e tutte queste tecnologie che ci vengono adesso imposte più o meno o diffuse sono già ben collaudate da chi sta nella stanza di bottoni. Se tu ragioni un attimo, tu o la gente in generale, mi spiegate perché innanzitutto sulle Torri Gemelle ce l'ha fatto vedere in tutte le salse, in tutte le angolazioni. Sul Pentagono non c'è un'immagine dell'aereo che cade, quindi lasciamo perdere il Pentagono. Ma tu pensa un aereo di quelle dimensioni che va a schiantarsi su una torre e non c'è un frammento di un'ala che si vede, viene fagocitato completamente da uno sbuffo di fuoco, dal fumo, eccetera.
ma io già subito ho detto qui c'è qualcosa che non mi torna. Io adesso non voglio andare indietro nel tempo con la cosa della Luna, a parte che quando gli spinti Kubrick di 2001 nello spazio era più reale di quello che abbiamo potuto vedere. Ragioniamo, ragazzi, perché ripeto, le tecnologie che arrivano da noi sono già state appurate, acclarate ben tempo dietro prima. Secondo me non è caduto nessun aereo, lì c'è stata un'esplosione, ovviamente non dico che le torri sono cadute, cazzo, sono cadute come, però ragazzi. E poi ancora un'ultima cosa e chiudo, mi spieghi perché la terza torre, quella un po' più piccola, è crollata giù? Cos'è crollata per simpatia? Ragazzi, apriamo gli occhi, cazzo. Scusa, ciao Sammy, arrivederci. Ciao, grazie. Oltre il complotto. Tan, ta, ta, ta. E gli UFO? Oh, nessuno mi ha ancora tirato fuori gli UFO, ma non vi sono apparsi a voi gli UFO? Beh, ogni tanto capita di vedere cose strane. No, dei vari meme su Instagram, solo a me appaiono. No, perché se mi appaiono alla fine è colpa mia, vuol dire che ho mostrato interesse. Ragazzi, Trump ha desecretato dei segreti. Sapete che faccio? Io domani mattina alle 11:30 vi parlo di UFO. Vi ho colto impreparati? Sì, a voi complottisti e non, ragazzi. Stanno uscendo dei segreti. La cosa pazzesca, io mi aspettavo che qualche giornale ne parlasse. Non ne parla nessuno. Stanno uscendo notizie riguardanti questi avvistamenti, da quelli storici a quelli più recenti, che erano state segretate e che Trump invece ha detto no. Beccatevele, divertitevi. Ragazzi, domani ne parliamo. Promesso, ore 11:30. 0292947222. Sono proprio scemo, dice, a fare ste cose. No, e secondo me è roba che interessa piuttosto che leggere questa triste valle di lacrime. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Ciao, dopo un po' richiamo. Volevo dire sul marziano che viene, leggiamo Ennio Flaiano, un marziano a Roma, e facciamo due risate. Altre due cose. La prima, meno male che Mattarella non era giudice al processo di Norimberga contro i nazisti, perché sennò avrebbe dato la grazia. Qui grazie a uno che ha fatto 49 morti, alla faccia del cazzo, come si direbbe. L'altra cosa, volevo far arrabbiare tutti. Sappiate che il ministero del ministro Giuli, prima di Giuli, ha dato 1 milione di euro di soldi nostri, miei, tuoi, tutte le persone che ci ascoltano, per il biopic, il film documentario su Gigi D'Alessio. Quel milione, io mi sono informato, sai come viene usato? Viene usato in primis per pagare Gigi D'Alessio, il regista, il macchinista, e poi sparisce. Poi se c'è qualcuno che ci mette dentro qualche 100.000 euro, lo fa per amici. Comunque 1 milione di euro per il biopic su Gigi D'Alessio che tutti abbiamo visto e che tutti vorremmo andare a vedere. Giuli, svegliati, porca troia! Ciao Sammy! Zitto, a parte le volgarità, però sì, queste ingiustizie sono chiare, cioè tutti questi soldi per Gigi D'Alessio e neanche 1 euro per Regeni. Una via de mes, uno sconticino a Gigi D'Alessio, gliene diamo un po' meno, no? Ma Gigi D'Alessio è Gigi D'Alessio. Dai, chiamate 0292947222 per entrare in diretta, commentare le notizie del giorno o quello che volete. Pronto? Sono io, ciao Sammy, ciao. Buongiorno. Io è un po' che non riesco più ad ascoltarti e stamattina l'ho fatto. Bene. Due cose, allora Sammy, ti ringrazio, volevo appunto però dire che i complottisti, quelli che vengono presi in giro, magari scanzonati, non sono solo delle persone intelligenti che capiscono le cose molto tempo prima di tante altre. Ok, quindi viva i complottisti, anche perché i complottisti finora ci hanno azzeccato al 100%. È quello, okay? è quello, è vero. Capisci, Sam? Quindi i complottisti non vanno presi per il culo, ma sono solo persone intelligenti e con la mente aperta che capiscono le cose molto tempo prima che succedano o di altre persone. Un'altra cosa, io Sammy davvero ti ringrazio, hai tutta la mia solidarietà, perché conducendo questa rassegna stampa che io credo che tu fai ancora al mattino, no? Ecco, devi
purtroppo, tuo malgrado, leggere tutte queste porcherie, tutte queste fake news, tutta questa propaganda che sappiamo benissimo i giornali sono tutti uguali perché ricevono ogni mattina le veline dai servizi segreti e quindi sanno cosa devono scrivere. E tu giustamente fai questo lavoro, ma davvero Sam, io ti capisco perché non è facile portare avanti un discorso di rassegna stampa quando sappiamo benissimo la nostra stampa, la stampa italiana, a chi è in mano, ormai i giornali sono tutti falliti perché non li legge, grazie a Dio, quasi più nessuno, se non una piccolissima percentuale. Stanno in piedi grazie ai soldi pubblici purtroppo, e sappiamo di chi, purtroppo anche i miei. E quindi Sammy, davvero io ti capisco, tanti auguri, vai avanti così perché anche prendendola un po' alla leggera, cioè dai sicuramente lo stampo giusto a queste veline dei servizi segreti che arrivano, perché questi non sono giornalisti ma sono dei semplici scrittori che scrivono quello che gli dicono di scrivere. Grazie cara, ti taglio ma è finita la trasmissione. Ho anche la solidarietà della nostra ascoltatrice complottista e io sono contentissimo quest'oggi. Sono rimasto l'unico, mi sa, che legge i quotidiani, ma come li leggo io non li legge nessuno. Se vi è piaciuto, io ritorno questa mattina e dove credete che vada? Adesso c'è l'editoriale di Sallusti, poi l'America, poi Giulio Cainarca che è arrivato in studio e poi alle 11 ritorna Sammy Varin. Oggi ragazzi intervisto un ipnotista che ci ipnotizzerà tutti quanti, ma anche due artisti non vedenti bravissimi. Uno si chiama Matteo Tiraboschi e lo conoscete, e l'altra ve la presenterò, Marina Costa. A più tardi. Avete ascoltato